per Don Andrea abbiamo aperto la procedura per la sospensione a divinis, in attesa di approfondire i termini che possono portare alla dimissione dallo stato clericale. Comportamenti indegni per un prete, per colui che guida pastorale di una parrocchia, che hanno portato la Chiesa padovana a una decisione irreversibile. Il suo stile di vita non è stato consono con gli obblighi di un prete. Il contrasto tra lo stato clericale e lo stile di vita è così grave e profondo da rendere Don Andrea non idoneo ad esercitare il ministero. Esce così allo scoperto la Chiesa di Padova dopo mesi di imbarazzati silenzi. Don Andrea Contina è alla fine sospeso dai cosiddetti ministeri divini, non potrà per esempio celebrare la messa o la confessione. La sua figura è stata talmente compromessa da non poter essere ripresentata, anche in presenza di un suo sincero pentimento, ad alcuna comunità. Si dice incredulo e sofferente Monsignor Cipolla nel dover affrontare una tale crisi della Chiesa padovana e che oggi più che mai lo vede costretto ad intervenire per fugare ogni dubbio. Non possiamo accettare fraintendimenti. Segnato il destino per Don Andrea Contina, mentre per l'altro parroco coinvolto, Don Roberto Cavazzana, si attendono sviluppi e comunque viene considerato la storia diversa. Apre l'incontro con la stampa Monsignor Cipolla con la lettera di una bisnonna, attestazione come molte altre arrivate di vicinanza, di comprensione, di sopportare la croce come fa un buon padre di famiglia. Come di conforto è stata la telefonata del 28 gennaio di Papa Francesco. Ma Monsignor Cipolla va oltre al caso in sé, annuncia 2 nuove azioni: da un lato maggior risorse al Tribunale Ecclesiastico, dall'altro l'istituzione di una commissione snella di 1 anno con il compito di vagliare e verificare eventuali denunce nei confronti dei parroci, il tutto per una nuova massima trasparenza. Poche le parole infine sulla vicenda che vede coinvolto Salvatore Riina, volato a Corleone per fare da padrino alla nipotina, sembra con un certificato di idoneità firmato da un prete padovano. Per la curia padovana Riina Junior ha fatto un percorso di preparazione lungo e riservato che l'hanno portato al ricevimento della cresima con un conseguente attestato. Sui fatti avvenuti nella diocesi di Monreale si attende una verifica.